Ottava corsa, premio Summer Trade, ristorazione congressuale. Sono gli allievi in sulchi. È una categoria F che ha perso 3 protagonisti, l'1, il 3 e il 7. Andiamo a leggere lo schieramento col 2 Zagaran Bigi, Roberto Dautiglia, col 4 Viola Orsini con Lorenzo Callegaro al posto di Melissa Pampilonia, 5 Zemambini, Giuseppe Ferrante, 6 Vestagas, Giuseppe Cangiano Junior. In seconda fila 8 Vegas Claudet, Roberto Ruvolo, 9 Taylor Di Cuma, Simone Mollo, 10 Zelda Zac, Alexis Sanchez. Quindi solo 4 in prima fila. Parte piano Zagaran Bigi. Veloce Vestagas, cerca di scavalcare Zeman Bini. Vediamo se riuscirà la manovra a Giuseppe Cangiano Junior. La manovra riesce, quindi la battistrada è Vestagas. Tanto c'è uno sbandone, proprio il favorito Taylor Di Cuma. Numero 9 Taylor Di Cuma, squalificato. 200 metri in 14,7, quindi in vantaggio Giuseppe Cangiano Junior con la figlia di Exploit CAF della scuderia Angelico, davanti a Zeman Bini. 400 in 29,8, adesso si è formato praticamente un quintetto, tutti in fila indiana, con fuoricorsa anche Zagaran Bigi, a una trentina di metri. Nessuno fa la prima mossa, arriviamo ai 600 in 45,9. Passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Vestagas su Zeman Bini. Terza posizione per Viola Orsini a precedere Zelda Zac e poi Vegas Claudet. Giro in 1 minuto e 4 decimi, sempre in vantaggio Vestagas, Zeman Bini. Terza posizione per Viola Orsini a precedere Zelda Zac, ma la situazione è ormai cristallizzata, tutti e 5 in fila indiana, chilometro in 1:15,1, retta di là, ancora al comando la figlia di Exploit CAF davanti a Zeman Bini, nessuno sposta, il ritmo è ancora abbastanza sollecito, retta di là passato in 14,6, 1:29,7 3/4 di miglio con in vantaggio Giuseppe Cangiano che si gira spostato all'esterno dalla terza posizione. Viola Orsini cerca di avvicinare il battistrada, siamo ormai a 200 metri dalla conclusione, lotta fra le due femmine, Vestagas al comando, Viola Orsini al suo esterno, poi ancora Zeman Bini, ultimi 50 metri, ci prova Viola Orsini con Lorenzo Callegaro ed è Viola Orsini che alla fine viene a vincere su Vestagas e Zelda Zac. Vittoria per Viola Orsini, la portacolore di Fulvio Gallo, il training è quello di Francesco Virzi, la guida di Lorenzo Callegaro che l'ha improvvisata. Era in terza posizione, ha spostato ai 400 finali ed è venuto a battere la battistrada Vestagas, mentre buono il finale centropista per il terzo di Alexis Sanchez con Zelda Zac. La quota in chiusura per Viola Orsini di 9,07 ed è proprio tutto per questa sera dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per venerdì prossimo.